Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. È finito il calciomercato e siamo stati complici di due colpi che si erano incominciati a vociferare e che hanno visto il loro arrivo a Cagliari. Sorprendentemente anche mi viene da dire, perché per come si stavano mettendo le cose non era così facile pronosticare l'arrivo di qualcuno, però andiamo con ordine. Allora, questo calciomercato è stato, secondo me, fallimentare in tutto e per tutto. Perché abbiamo visto la partenza di Gaston Pereiro, che è andato in prestito alla Ternana, e come movimento ci poteva stare. Ci poteva stare perché? Perché Pereiro negli anni in cui ha giocato da noi ha dimostrato più e più volte di far molta fatica ad integrarsi. Non ha mai reso più di tanto, ha avuto qualche excursus, tipo mi viene in mente la partita contro l'Atalanta qualche annetto fa in cui l'ha sostanzialmente vinta da solo quella partita. Però, appunto, salvo qualche raro sprizzo così di fantasia e di gioco, Pereiro è sempre stato uno che faticava non poco in campo. E quindi secondo me cederlo in prestito secco può aiutare sia il ragazzo che noi. Con tutto che potenzialmente potrebbe essere un ottimo giocatore Pereiro, io non discuto le sue abilità. Il problema è che a Cagliari fa fatica e penso che questo sia palese. A Cagliari fa fatica, magari un'altra esperienza in cadetteria può aiutare a ritrovarsi e quindi fare in modo che da qui in poi possa essere un giocatore utile alla causa. L'altra partenza è quella secondo me più dolorosa, che è quella di Goldaniga. Ribadisco quello che ho detto ieri in live. Molti mi vengono a dire che Goldaniga in realtà sia un attaccante, sì, sia un centrale da Serie B. E io dico, ammesso e non concesso che sia così, al momento attuale in rosa abbiamo dei difensori centrali degni di poter superare Goldaniga nelle gerarchie a livello di bravura? Io penso proprio di no. E ribadisco, paradossalmente a me Azitiakos e Vietesca piacciono, riesco a percepire le loro potenzialità, ma questo non significa che stiano giocando bene, anzi. Quindi, sapendo che il Cagliari a agosto ha preso questi due che non stanno rendendo, quanto è stato congeniale il cedere Goldaniga? Bella domanda. Perché tu Goldaniga l'hai ceduto perché o non gli potevi rinnovare il contratto, ma non so in quale modo tu non potevi rinnovare il contratto, e quindi questo cosa ci fa capire? Che anche per Nandez poi la situazione in futuro sarà molto ostica, oppure perché dovevi fare cassa. Ma Goldaniga non è uno di quei giocatori che ti permette di fare grande cassa, perché il suo valore di mercato non è che fosse allucinante. Quindi tu, sapendo che in estate sei andato a fare dei colpi che non stanno rendendo e dubito fortemente possano incominciare a rendere adesso, vai a cedere uno dei giocatori più importanti del reparto in cui sei più disastrato. È una mossa senza senso. L'abbiamo fatta? Sì, e ne dovremo subire le conseguenze, purtroppo. E quindi anche Goldanica è andato. Ed è andato, me l'aspettavo, eh. È andato via anche De Socus, in prestito fino a fine stagione al Gubbio, se non erro. Andrà lì a farsi le ossa come se le ha fatte a Pescara, ma anche qui veramente faccio seriamente fatica a comprendere il senso di queste operazioni. Perché hai voglia
la gente che mi dice, ma i giovani bisogna fargli fare gavetta e tutto quanto. E io sono il primo a essere d'accordo. Alzo le mani. I giovani devono fare la gavetta. Però ribadisco anche questo concetto, secondo me di vitale importanza. Una persona, se fa il quinto superiore, non è che lo fa dal quarto, il quinto lo supera facendo il quinto. Ok? Con questo cosa voglio dire? Che se uno deve scoprire se può fare o meno la Serie A, in Serie A ci deve giocare. Non può esistere che gli facciamo fare 20 anni di Serie C e di Serie B. Perché a questo punto il senso di avere un settore giovanile non c'è. Il senso di avere una squadra primavera non c'è. Abbiamo dei giovani? Sì, sfruttiamoli. Male che vada, vediamo che da agosto a gennaio non rendono, si mandano in prestito. Però intanto si sono fatti già un bagaglio di Serie A, li mandi in una serie minore a farsi un altro bagaglio, oppure in un'altra squadra di Serie A farsi le ossa, e poi a giugno tornano. E hai un giocatore cresciuto. Però intanto tu l'hai fatto giocare in Serie A. Perché è normale che se un giocatore la Serie A non la fa mai, difficilmente poi potrà essere un giocatore della Serie A. So pochi gli elementi che hanno smentito sta cosa. Bisogna avere cultura nel saper far crescere i giovani. Il problema del Cagliari e anche dei tifosi del Cagliari che dicono queste cose è che pensano che i giovani siano tutti, debbano essere tutti per forza un Mbappé o un Barella per poter giocare. Ma non è così, non lo è. Quindi bisogna saper far crescere i giovani. E il fatto che De Socus sia andato in prestito, a me sinceramente dispiace tanto, sia per il ragazzo che negli ultimi anni, specialmente nei ritiri, ha dimostrato di poter far bene. E mi ricorda un po' lo stesso percorso di Biancu. Ragazzi, Biancu nei ritiri precampionato era un mostro. Era un mostro. Eppure indossa, sta all'Olbia. Contini, capocannoniere della primavera, indossa all'Olbia. Di cosa vogliamo parlare? Kuda, ragazzi, Kuda. Kuda che in primavera ha fatto gli sfracelli, non l'abbiamo riscattato e adesso gioca in Serie B con lo Spezia. Cioè, c'è tutta una gestione che veramente lascia esterrefatti, secondo me. Arriviamo poi agli unici due acquisti. Partiamo da quello più scarso, scrauso, senza senso, che se potevamo tranquillamente risparmiare, ma che abbiamo fatto perché giustamente abbiamo mandato via col Daniga. Jerry Mina, Jerry Mina. Perché? La domanda è perché? Nel senso, c'erano veramente tantissimi centrali che tu potevi andare a prendere. Tantissimi. Gli unici due che non dovevano arrivare sono quelli di cui si parlava di più. Uno è Kumbulla, che fortunatamente poi è andato al Sassuolo, e l'altro è Mina. Due centrali pieni zeppi di infortuni. Ma a che pro? A che pro? Cosa ti può dare Mina in più di un gol d'Aniga? Cosa? Che il campo se no l'avrà visto 10 volte Mina quest'anno in campionato. 10. 10. Non ha senso questa mossa. Non ha senso. Tu sei andato a prendere un difensore centrale con un'integrità fisica imbarazzante, di cui tu non hai visto nessuna potenzialità fino adesso in campionato perché ha giocato poco, quel poco che ha giocato non mi sembra che abbia brillato, però tu lo sei andato a prendere. Questo perché? Perché hai mandato via Goldaniga.
Ma se tu devi mandare via col Daniga per andare a prendere Mina, saltalo sto step. Non mandare via col Daniga. Piuttosto, per quanto possa essere brutto da di, magari perdilo a giugno a zero. Non... Boh, veramente faccio fatichissima a comprendere il senso di questa cosa. E poi passiamo all'altro acquisto. Ne ho parlato ieri in live, però magari alcuni di voi non c'erano. Ed è giusto che io ne parli anche oggi. Ed è poi l'argomento portante in realtà di questo video, ovvero l'arrivo di Gianluca Gaetano a Cagliari. C'è una cosa importantissima da dire. È un campione. Gaetano è veramente un campione. Io l'ho incominciato a vedere, perché ovviamente non lo conoscevo, anni fa. L'ho incominciato a vedere anni fa. Prima non avevo la minima idea di chi fosse. Però secondo me si è fatto notare molto nella Cremonese che è riuscita a riconquistare la Serie A. In quell'attacco lui andava a nozze. È un giocatore eccezionale, sicuramente avrà una carriera radiosa davanti a lui. È un giocatore che può giocare sia sulla tre quarti sia sulla fascia. Sostanzialmente è uno simile Oristagno, per farvi capire. E io sono contentissimo che sia arrivato, perché uno come lui è sempre meglio averlo che non averlo. Però si ritorna sempre al discorso delle priorità. Era lui il giocatore di cui avevamo bisogno? Era lui che bisognava andare a prendere per migliorare la rosa? No, no ragazzi. Cotutto è un campione e secondo me si farà valere anche a Cagliari. Ma non era lui. No. Tra l'altro molti si arrabbiano del fatto che sia arrivato in prestito secco. Era ovvio. Era ovvio. Perché comunque il Napoli non è stupido. Ti sta dando un giocatore buono, un giocatore potenzialmente un crack per il futuro. Non puoi aspettarti che te lo dia così, a titolo definitivo. È ovvio che te lo darà in prestito secco, ma a te deve stare bene così. Perché tu, di quel giocatore, per quanto Ristagno sia rotto, per quanto Lumbo stia facendo la Coppa d'Africa, per quanto uno come lui sia meglio avercelo che non avercelo, non lo dovevi prendere. È quello il problema. Io sono veramente sicuro, ma sicurissimo, del fatto che Oristagno, che Gaetano sarà veramente tanta roba. Però è il concetto il problema. Noi abbiamo fatto una sessione di calciomercato invernale che ha del fantascientifico. È un paradosso vivente questo calciomercato, distopico, che però ha comunque un fil rouge con tutti gli altri calciomercati invernali del Cagliari. Perché prendete per esempio quando arrivò Pereiro a Cagliari. Pereiro a Cagliari arrivò nel calciomercato invernale da svincolato sostanzialmente. E Pereiro arrivò in un momento in cui il Cagliari aveva un bisogno vitale di un difensore centrale. Cosa che, vabbè, abbiamo bisogno da anni, ma anche in quel momento storico ne avevamo fortemente bisogno. Il Cagliari, giustamente, sapendo che avevamo bisogno di un difensore centrale, cosa ha fatto? È andato a prendere un trequartista o comunque un giocatore offensivo. Noi facciamo il contrario di quello che ci serve. Ci serve un difensore, andiamo a piano attaccante. Ci serve un difensore, andiamo a prendere un centrocampista. Ci serve un attaccante, andiamo a prendere un terzino. Ci serve un esterno che possa fare tutta la fascia? Andiamo a prendere un centrale. Così, senza senso. So che molti di voi potranno dire, ma è partito un centrale alla fine l'abbiamo preso. Sì, ma che centrale abbiamo preso? Al momento attuale, Mina, che garanzie ci può dare?
Secondo me nessuna. Poi per carità, da qui alla fine del campionato magari abbiamo scoperto di aver preso un nuovo Baresi, ma la vedo difficile. Però al momento attuale, a livello di continuità fisica e di continuità prestazionale, era meglio tenerti col Danica o prenderti Mina? La domanda, ovviamente, merita una risposta che non devo essere io a darvi, perché spero che il vostro raziocinio ve l'abbia già data. È un calciomercato insufficiente, figlio di quella che è la dirigenza del Cagliari. Non mi aspettavo niente di più, mi aspettavo molto di meno perché era altamente probabile che potesse non arrivare nessuno. Ovviamente, se doveva arrivare qualcuno a centrocampo era Touré e non è arrivato. Barak, come è ovvio che sia, non è arrivato e per quanto mi possa dispiacere, allo stesso tempo sono contento perché avrei fatto fatica a trovargli un posto in questa rosa, perché non avrei saputo chi levare, semplicemente per quello. Fortunatamente Kumbulla non è arrivato, però purtroppo è arrivato Mina. Quindi a livello di voti, Mina, così senza vedere quello che potrebbe fare in campo, è un'insufficienza molto grave. Gaetano è una sufficienza pienissima, però facciamo finta che la somma dei due voti diano un 5, no? Ipoteticamente, no. Sì, facciamo. Allora, facciamo che Gaetano è un 8 e Mina è un 4, ok? Anzi, Gaetano è un 8 e Mina un 2. Quindi 8 più 2 10 diviso 2 5. Il voto del calciomercato si abbassa drasticamente per via di quello che vi ho detto prima. Perché non è comprensibile come una società di Serie A, perché comunque il Cagliari in Serie A, possa agire sul mercato seguendo questi criteri. Io ribadisco il concetto che secondo me la società non è voluta intervenire più di tanto sul mercato per quanto riguarda i difensori centrali perché vogliono propinarci a forza come acquisti azzeccati sia il greco che il polacco. Sarà così? Lo potremo dire alla fine del campionato, ma per il momento attuale non penso proprio. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.